Arlecchino servitore di 2 carote. Matusalemme sta per raccontarci una nuova avventura. Scopriremo se a Carnevale è proprio vero che ogni scherzo vale. Il maestro Giovanni esce dal rifugio e guarda il cielo e le montagne che sono davanti a lui. Anche oggi è una bellissima giornata, dice. Siete pronti? I dinocuccioli ci stanno aspettando. I minicuccioli indossano ognuno una maschera di carnevale. Il maestro Giovanni chiede: avete preso anche i costumi per i nostri amici? Certo maestro, sono qui dentro. Mentre si dirigono verso la valle dei dinocuccioli, Olli dice a Portatile: che bello, i nostri amici oggi faranno uno spettacolo di carnevale. Chissà se sanno che cos'è il carnevale. Infatti l'insegnante chiede stupita: che cosa fate con quelle curiose cose sulla faccia? L'insegnante Giovanni risponde: sono delle maschere di carnevale. Carnevale? E che cos'è il carnevale? Chiede Bernoccolo. Ancora il maestro Giovanni risponde: è un momento particolare in cui ci si traveste, si fanno degli scherzi e si mettono in scena degli spettacoli divertenti. Oggi faremo assieme a voi uno spettacolo di carnevale. Abbiamo portato i costumi per tutti voi, spiega Olli, e poi parla con Smilla. Tu vieni con noi, sarai la narratrice dello spettacolo. Ho capito, arrivo, dice la piccola tigre e comincia a presentare gli interpreti. Ecco a voi Capitan Fracassa e Pantalone, stanno aspettando la bella Colombina che è andata in piazza a comprare le migliori carote del mercato. Ma da una finestra della scena entra in campo Cilindro che, come al solito, non c'entra nulla. Qualcuno ha parlato di carote? Se avete bisogno di qualcuno che se le pappi, sono qua io! Cilindro, stiamo facendo uno spettacolo, non tocca a te! Diva lo prende per le orecchie e lo porta fuori scena per non rovinare la rappresentazione. Non preoccuparti, Olli, ci penso io. Gli attori cominciano a recitare. Tocca a Ego. Colombina sta tardando, non vorrei che le fosse accaduto qualche cosa. Bernoccolo risponde: andiamo a vedere, speriamo che abbia trovato le carote. Arlecchino ha ascoltato la conversazione, dice Smilla, e Attila, che interpreta Arlecchino, spiega a suo modo: quelle carote devono finire nella mia pancia, devo escogitare un piano per prenderle. In quell'istante Colombina, che ha trovato le carote, sta tornando dal mercato. Sono stata fortunata, ho trovato le più belle carote che c'erano al mercato. Dentino però la sta osservando, dice la nostra narratrice. Sarà molto più fortunato chi si mangerà quelle ottime carote, cioè io, Pulcinella. Ma Brighella, amico di Arlecchino, ha ascoltato tutto e racconta ad Arlecchino l'idea di Pulcinella. È così? Pulcinella avrà carote per i suoi denti. Nel frattempo Colombina incontra Pantalone e gli consegna le carote. Arlecchino distrae Pantalone, arriva la sua amica Arlecchina e ruba le carote. Smilla continua a leggere questa curiosa storia. La stessa cosa accade con Capitan Fracassa. Immaginate che cosa succede quando Pantalone e Capitan Fracassa si accorgono che le loro carote sono sparite. Ma dove sono finite le nostre carote? Chiede Pantalone. Dobbiamo assolutamente ritrovarle, ribatte Capitan Fracassa. A quel punto il furbo Arlecchino fa uno scherzo a Pulcinella e gli lancia le carote proprio davanti ai piedi, perché a Carnevale ogni scherzo vale. A quel punto entra in scena Cilindro. Aspettate ad applaudire, lo spettacolo non è finito! E vissero tutti felici e contenti e con una bellissima carota tra i denti. Cilindro addenta la carota, ma non riesce a morderla perché la carota è di legno, più duro del cemento. Arrivederci, piccoli amici. Tornate presto e siate felici.